Attenzione, Franchino si è scedato stamattina per la 4.000.000 a tutto questo quartiere. Dunque c'è tutto regolare, c'è sapuro timbra. Vedete con l'occhio si guadagna capocchia. Questa è la lotteria di Franchino, è tutto regolare mia, modestamente è tutto serio, tutto regolare. E non solo per donne, uomini, umaniccia e umanona. E perché no? Pure per sti signori. Voglio, io da allora mi stai scassando la ciccia. Dicevano dunque, con solo 500 lire vi offro l'opportunità di metterlo in rendo servizio a guerra. La vostra vita sta per cambiare, niente più svalutazione di denaro. Acquistando un biglietto della lotteria planetaria partenopea, garantito dal timbro e della firma in calce e del sottoscritto io medesimo, parteciperete all'estrazione settimanale di ben 50 milioni di lire, che andranno al possessore del biglietto vincente. È un'occasione unica, che certamente non ve la farete sfuggire. Con 500 lire, coraggio donne, fatevi sotto una per volta. Acquistate gli ultimi biglietti, 500 lire. Ecco un biglietto al signore, un biglietto all'altro signore, ecco qua, 500 lire. E che sono 500 lire? Due modeste tazzolelle caffè, a confronto del biglietto della mia lotteria planetaria, che come vi dicevo vi fa vincere 50 milioni con estrazioni settimanali. Fatevi avanti, non abbiate timori, è garantito dal sottoscritto io medesimo. Basta presentare il biglietto vincente per incassare la somma per contarlo. Andatevi, andiamo, andate via, forza. Andiamo, via, show. Andatevi, andiamo. Qui, non sarete mica impazziti. Uè, vattene, e non ti fa parecchio. A noi non ci piace vedere imbrogliare la gente del nostro quartiere. Voi non siete della polizia, io gli sbirri li riconosco, senta puzzo come mio cane. È vero, non siamo della polizia. E allora? E allora non mi potete mandare via. Dove sta scritto che non posso commerciare? Chi lo dice? Barragà? Lo dice Don Gennaro Sposa. Avete detto Don Gennaro Sposa? Appunto. Quando è così, chiuso l'argomento. Agli dico, porto a lui, a ricettare. I miei rispetti, i miei rispetti. Scusate, Che vuoi? ho bisogno di parlare con Don Gennaro, è una questione urgente. Dov'è? Te lo faremo sapere noi quando sarà possibile. È una cosa importante. È importante o no, devi aspettare. Andiamo, voglio, andiamo. Quando si potrà, si vedrà. Evviva gli sposi! Per favore, silenzio, un po' di silenzio. Parla Don Gennaro. Tutti coloro che mi conoscono sanno che Don Gennaro Esposito non è uomo di chiacchiere, ma di fatti. Perciò non vi aspettate discorsi da me. Ho accettato di fare da padrina la giovane coppia che qui vedete solo perché si sente impegnata a vivere secondo le 3 regole fondamentali di ogni individuo degno di far parte della nostra società. Il rispetto per la famiglia e per il vincolo delle nozze. La religione, perché Dio è giusto e se ne fotte del giudizio dell'autorità costituita. E l'onore, senza il quale un uomo non ha diritto di guardare in faccia il prossimo. Alla salute. Alla salute degli sposi! Uffa, mamma, mi sono scucciato. Andiamo un cenno a casa. E state zitto. Ma non lo vedi che zio Gennaro sta impegnato con obblighi di rappresentanza? Lui è importante, è un grande uomo. Certo che sono giovane assai gli sposi. Sì, vogliono fatto e subito l'hanno dovuto sistemare. Sì. Oggi i giovani ho fatto fanno ambressa, non possono aspettare. Voglio musica. A ballare, andiamo.
suonando per noi. Non ti ricorda niente. Perché mi dovrebbe ricordare? Una pazzia, forse? La più bella pazzia del mondo, Gennaro. La suonavano a quella festa quando ci siamo conosciuti. Ah sì, mo mi ricordo. Fu bello allora. Meraviglioso. Ozzy, guarda che tengo. Chi te la dà? Ninetto Russo. A lui lo sistemo io. Lascia perdere queste cose. Non è roba per te. Ma io voglio diventare qualcuno. Mamma dice... Tua madre farebbe bene a pensare ai casi suoi. E a suo marito che sta al fresco. E che voleva diventare importante di testa sua. E che lui la testa non l'ha mai avuta. Ozzy, rammo cortiere. Non c'è no. È facile ci sentire una bella canzone. No, non è il caso. Ma come, voi tenete una bella voce? Sì, va bene, ma... Voi tenete una però mi bella fate voce. pregare. Accontentarci. Andiamo, cantate, vabbè. Grazie. Voglio attaccato.
pare, don Gennaro, se vi ho arrecato tanto disturbo. Ma non sapevo a che santo votarmi. San Gennaro è proprio paziente. Sai che fine farebbe Napoli se gli venissi di 5 minuti? Voi scherzate voi. E intanto quel poveretto di mio marito in carcere se ne sta. Gradite un liquorino? No, grazie, per oggi ho bevuto abbastanza. L'alcol è pericoloso. Fa girare la testa e offusca il giudizio. Che ha combinato vostro marito? Niente, don Gennaro, niente. Quella è un'anima candida, incapace di fare del male anche a una mosca. Ce l'hanno con lui perché mi ammira. Dice sempre che don Gennaro è un dio. Lasciate stavo pataterno, vi ho chiesto perché l'hanno arrestato. Sciocchezze, don Gennaro, cose da niente. Che cosa? Niente, ve l'ho detto. Lui vi difende e loro si vendicano. Per il momento mi pare che è lui a vendicarsi, no? Non vi pare, don Angelo? In ogni modo mi informerò e vi farò sapere quanto prima. Va bene? Arrivederci. Don Gennaro, avete già intenzione di andarvene? Mi dovete dire qualche altra cosa. Dire no. Ma volevo dimostrarvi la mia gratitudine. Sì, pure per me siete un dio. E allora inginocchiatevi e dite 3 paternostri. Ma con le cosce coperte, eh? Conservatevi. Non è vero, Marie. Gennaro è fatto così. Dovresti saperlo meglio di me. È tuo fratello. Avessi visto come si è comportato con Paolo, solo perché gli aveva fatto vedere un coltello. È quello che ha detto a me. No, no, credimi, non perde occasione per umiliarmi di fronte a tutti. Chiunque può chiedergli aiuto. Don Gennaro di qui, don Gennaro di lì. E lui si fa in 4 per tutto il rione, meno che per sua sorella. Sono più di 3 mesi che Francesco è in galera. E lui non ha mosso un dito per farlo uscire. Ed è giusto. È finita così perché tuo marito è un uffatente. E sta buono a sta. E perché? Che ha fatto di tanto schifoso? Ha rubato a un amico. A un povero Cristo come lui. Senti chi parla. E tu che fai? Come campi? Secondo te il contrabbando non è un furto? È un'opera di beneficenza. Io non rubo a chi ha fame. Io do lavoro a chi non ce l'ha. Ti sei mai chiesta quante famiglie, quante migliaia di persone dimenticate da chi avrebbe il dovere di pensarci campano grazie alle sigarette di don Gennaro? Chi si ricorda di loro? Il comune, la provincia, la cassa del mezzogiorno, il governo? No, signore. Solo don Gennaro ci pensa. Se mi ritirassi io, allora sì che a Napoli ci sarebbe la vera crisi economica. Anzi, aumenterebbero le rapine, i furti. Sì, ma adesso basta, non ho più voglia di discutere. Devi capirla. Non è stata molto fortunata nella vita. E tu? Io ho incontrato te. Perché Assunto non è venuto al matrimonio? Aveva da fare. Lo sai come sono i figli oggi. No, non lo so. Come sono fatti? I tempi cambiano, Gennaro. Quello che era buono per noi non è più buono per loro. Io non sono più buona allora. Ma che dici? Quando sarà più grande capirà. Non te la prendere. Dove sta? A scuola di danza. Esce alle 4. A più tardi. A dove vai? A prendere una boccata d'aria. Concedimi la verità. Per te sono ancora buono. Sei il migliore. Ovvero? Ovvero. Mi basta.
4 assemblee. Entrez chacun. Arabesque. Assunta. Ciao. Ciao. Che hai? Non sei contento di vedermi? Senti, perché qualche volta non cambiamo posto? Mica sono uno scherzo queste scale. Deve essere la vecchiaia. Si comincia così. Poi un giorno non riesci più a salire le scale e allora ti mettono sulla sedia a rotelle. Però non ti preoccupare, ti sarò sempre vicino. Consolante, non c'è che dire. Senti, alle 5 ho una riunione al collettivo. Dobbiamo prendere una decisione su alcuni punti importanti. L'occupazione degli studenti e così via. Vuoi venire con me? Preferisco di no. Lo sai che non mi piace la confusione. Sei sicura che sia solo per la confusione? Enrico, ti prego, non ricominciare. Io sto bene con te e basta. Tu hai paura della gente. Perché? Ma non c'è un perché. O forse sì. Io sono diversa, ecco. Mi dispiace deluderti. Sei come ogni altra ragazza di Napoli. Diciamo più simpatica, più carina, ma sostanzialmente identica. E poi sono innamorato di te. Sta fermo, stupido, sei matto. Ma io ti voglio bene. Non dire bugie. Tu non vuoi bene a me, vuoi bene solo al tuo collettivo. Assunta. Sto scherzando. Comunque ci vediamo domani alla solita ora. Ciao. Ciao. Giovanotto. Tu sei Enrico Vinazzani o sbaglio? E voi siete Don Gennaro Esposito, o sbaglio? No, non ti sbagli. Tu mi conosci? E chi è che non conosce Don Gennaro Esposito qui a Rione Sanità? Siete il più famoso di Giuliano a momenti. Giù al collettivo parlavo proprio di voi ieri sera, Don Gennaro. Al collettivo? E che avete da dire di me? Che rappresentate l'istituto morale naturale di giustizia del popolo al di fuori degli schemi utilitaristici del potere costituito. Io? Ma che stai pazziando, voglio? Non scherzo, Don Gennaro. Io vi ammiro sinceramente e non mi importa un accidente di quello che dicono i cosiddetti ben pensanti. E cosa dicono i cosiddetti ben pensanti? Voi lo sapete benissimo, che siete un guapo e che campate col contrabbando delle sigarette. Questo dico. Sicuro, ma date retta a me. Lasciateli parlare. È solo rabbia. Rabbia schifosa e paura. E sapete perché? Perché siete la prova che la vera giustizia viene dal basso e non dall'alto. Che l'autoamministrazione è la sola reale speranza del popolo. E che la burocrazia governativa è utile solo a se stessa e non ai bisogni degli amministrati. Ecco perché. E tu hai detto tutte queste cose al, come si chiama? Al collettivo. Ma certo che le ho dette. E i compagni sono d'accordo con me. Siete il più extraparlamentare dei rivoluzionari di questo mondo. A modo vostro, ma lo siete. Sì, ma adesso vi chiedo scusa. Purtroppo devo scappare. Spero di rivedervi presto. E complimenti per vostra figlia. È una ragazza veramente a posto. Statevi bene, Don Gennaro.
Mamma, vi volete muovere? Buttate in mano. E dice 13. E dice 14. Che tenete, non ce n'ho? A chi pensate? E dice 16. Giuseppe, ma è possibile che tu non capisci mai niente? Sto pensando. Ah, è per questo che siete preoccupati? È per questo. E dice Ma che pensate belle? Tu sai cosa rappresento io? E che potete rappresentare? Per me tutto cosa? Sole, mare, la vita. Ma quale mare, quale sole? Io rappresento l'istinto naturale di giustizia del popolo al di fuori... Faccio capire. insomma, fuori. Fuori grotto, volete dire? Giuseppe, vai a lavorare, vai a faticare. Che so? Don Gennaro, Che c'è? c'è sta Pascalino Nirone che va a parlare. Senta qua, vabbè. Chiama belle, levele, voglio. Che vuoi che ti mando? Buongiorno, Don Gennaro. Vi mando una vostra antica conoscenza, Gigino Barone. E che ci fa Gigino Barone a Napoli? È arrivata da Milano questa mattina. Sembra un milord, Don Gennaro. Chiede di incontrarsi con voi. E 40 rotti. Gigino Barone vuole incontrarsi con me? Sì, signore. Vorrebbe avere l'onore di pranzare con voi. E vi aspetta domani a colazione da zia Teresa. Sempre che abbiate la compiacenza di accettare l'umile invito. Sono parole sue, Don Gennaro. Gigino Barone è tornato a Napoli. Esattamente. Come un basciò. D'accordo, digli che Gennaro accetta l'invito, ma con riserva. Con riserva. E che significa? Ma non ti preoccupare, tu riferisci. Ambasciatore, come si dice? Non porta pena. Come voi comandate, Don Gennaro. Riverisco, servo vostro. I miei rispetti, Don Gennaro, i miei rispetti. Sì, Napoli è sempre bella. Sarà pure piena di difetti, ma è molto difficile starle lontano. Poi, per uno che ci ritorna dopo tanti anni di esilio al nord, respirare la sua aria, godere il suo sole. Sto diventando troppo romantico. Lasciamo perdere, va. Vedo che le barche sono cambiate in motoscafi, ma il gioco è sempre lo stesso. Si rischia sempre la pelle per 4 miserabili lire. Ognuno si sceglie il destino che crede. Comunque, sono veramente felice di averti qui. Abbraccerei tutta Napoli se potessi. L'ultima volta che ci siamo parlati, non ti dispiaceva troppo di lasciarla? Sono passati 5 anni da quel giorno, Gennaro. E le cose sono cambiate, e parecchio. Lo vedo. Milano ti ha portato fortuna, eh? Il nord è nord, credi a me. Religione e filosofia, te lo concedo, sono invenzioni geniali del meridione. Ma il processo tecnologico viene dal nord, non si può negare. Lassù anche uno sconosciuto può fare carriera, se sa quello che vuole. I privilegi di casta non contano, senza offesa per te, Don Gennaro. Senza quei privilegi non saresti qui a bere con me adesso. È vero, mi hai salvato la vita. E io sono qui per dimostrarti la mia gratitudine. Gigino Barone non è una spia né un traditore. E tu sei stato il solo a credere nella mia innocenza. Io ti ho fatto fuggire da Napoli. Punto e basta. Già. Professore, vieni qua e suoni in onore di Don Gennaro Esposito. O zucchero e Napoli. No, ma lascia perdere, sono giù di voce. Ti prego, Gennaro, non mi vorrei fare uno sgarbo. Te lo chiedo come un favore personale. Vabbè. Prego, professore. A te. Comandate. Conoscete Onore Guapparì? E come no, attacca. Si è andato fatto. No, non ne ho vedo. Io le diceva, vieni non sbagliare. Ma facette che sta in verità. Era una luna, c'è fuori c'è ste manu. S'ha ritirato.
parlava, ubriaca e bene dentro scuro. L'aveva detto non te lascia mai. L'aveva detto una donna amorata. Se io posto mio ci fosse stata tu. Capisci fatto. E invece zitta di certe scuse, caro mio. Ma per l'ora a stannetta in terra ai piedi miei. E battato bicchiere, amica mia. Che secondo, e gli voleva bene. Se io fosse mio, ci fosse stato tu. Capisci di? Capisci fatto? E invece zitta di certe scuse, caro mio. Ma per l'ora a stannetta in terra ai piedi miei. E battato un bicchiere, amica mia. Che stia conta e ci voleva bene. Bravo! Bravo Don Gennaro! Bravo! Beh. Adesso parliamo di cose serie, eh? A sti 3 manichini non starebbero meglio con le giacche abbottonate? Perché hai chiesto di vedermi?